Scura come non mai cala la notte sugli uomini, sugli animali e sulle cose. Un'atmosfera torbida ed inquietante avvolge i palazzi del potere, dove i pontefici, i farisei e gli anziani del popolo tengono consiglio e tramano contro il Nazareno. L'ora delle tenebre si avvicina e Satana ha già messo in cuore a Giuda di tradirlo. Ma Cristo continua a parlare d'amore e di rendere testimonianza alla luce. Il Nazareno è arrivato qui a Gerusalemme e al suo arrivo il popolo ha perso la testa e noi lì a guardare. È vero, sì, è vero. Ha cacciato via i venditori di bestie sacrificali e noi non abbiamo alzato un dito. Ha scacciato i mercanti e i venditori dal Tempio. Quante volte anche noi abbiamo protestato per lo scandalo dei cambiavalute all'interno del Tempio. Lo abbiamo lasciato predicare senza che costui riconoscesse la tua autorità, Caifa. E ora noi lo denunciamo nel nome del popolo di Israele. Sì, ma dobbiamo farlo subito. Sì, va denunciato. Non sono sicuro che abbiamo questo diritto. Chi può onestamente dire che rappresentiamo tutte le esigenze del popolo di Israele? Ma cosa dici, Giuseppe? Mi chiedo spesso se noi, gli anziani, siamo del tutto consapevoli dei loro problemi. Come possiamo guidarli se ignoriamo ciò che hanno in testa? Ma senza la nostra guida andrebbero a fondo. Il popolo corre dietro alle novità. Si è lasciato affascinare da lui, dai suoi trucchi e dalle sue promesse. Io l'ho visto e l'ho sentito predicare. Le sue parole toccano il cuore della gente in modo del tutto nuovo. Ha una visione che risponde a tutte le loro speranze. Un messaggio di conforto, di bontà, di purezza. Un messaggio di virtù e umiltà. Cose già dette prima, da Giovanni Battista e da cento altri. Consenta a chi lo segue di acclamarlo come il Messia. Con tutto il rispetto per chi è più saggio di me, esiste una possibilità che a quanto pare qui nessuno vuole prendere in considerazione. E quale? La possibilità che Gesù di Nazareth possa essere veramente il Messia atteso dal nostro popolo. Un falegname della Galilea. Quell'uomo ha studiato le profezie e con astuzia adegua se stesso a quei modelli. Io, come nostro fratello Giuseppe, l'ho sentito predicare. Mi ha commosso. Vedevo ogni cosa sotto la luce diversa e avvertivo da misteriosi segni che Dio potrebbe essere con lui e per suo merito con noi. Ma ti rendi conto di cosa stai dicendo, maestro Nicodemo? L'avvento del Messia è il cuore della nostra fede. Cosa vieta che venga ora? Perché sogniamo che il nostro liberatore debba rivelarsi nella gloria come un nuovo Salomone o un nuovo Davide? E se il Signore avesse scelto diversamente? Magari il figlio di un povero falegname di Nazareth? Chi siamo noi per decidere la via che il Signore sceglierà per aiutare il suo popolo? Noi siamo nulla. Possa il Signore aprirci gli occhi alla sua sapienza. Maestro Nicodemo, io ti ho sempre rispettato. Ma come vuoi che condivida la difesa di un uomo la cui missione sembra quella di dividere il nostro popolo? Anche questa nobile assemblea ha subito una scissione grazie a lui.
Questo Gesù di Nazareth è un uomo straordinario, senza dubbio. Ma a quanto pare nessuno di noi comprende il vero significato di questa vicenda. Non è quanto ha detto il Galileo che ci preoccupa o i cosiddetti miracoli. E neanche il fatto che folle esaltate lo salutino come il Messia. Non ha importanza. Il vero problema che ci sovrasta è che costui osa proclamarsi. A stento riesco a pronunciarlo. Quest'uomo osa proclamarsi figlio di Dio. Nicodemo, nella tua fede e nella tua saggezza, e tu, Giuseppe, che sei il più onesto degli uomini, potete dirci che in fondo ai vostri cuori voi pensate che costui sia veramente il figlio di Dio, uguale a Dio? E se non è il figlio di Dio, allora chi è questo Gesù di Nazareth? Chi è? Un profeta? Solo un falso profeta può assumere i poteri di Dio e dire a un peccatore: io ti perdono. Solo Dio può perdonare. La nostra storia è costellata da falsi profeti. Essi sono stati la piaga di Israele. Quest'uomo che sostiene di difendere la legge sovverte le nostre fondamentali verità. I romani non aspetteranno le nostre decisioni. La legge dice: il profeta che pretende di dire nel nome di Dio cose che Dio non ha comandato, quel profeta morirà. Fratelli, se Gesù è un falso profeta e un bestemmiatore, non è meglio che muoia un uomo solo piuttosto che perisca l'intero popolo? C'è un fatto, Caifa. Con i romani che ci occupano, al popolo di Israele è concesso di dare la morte a un agnello, ma non a un uomo. Ti ringrazio, Zero, che ci riporti alle nostre realtà. Quindi va fatto giudicare e condannare dai romani. Ma non lo abbiamo giudicato per primi nemmeno noi. La nostra legge non condanna un uomo senza prima concedergli ascolto davanti agli anziani di Israele. Per quanto possano essere gravi le accuse, non è lecito consegnare nelle mani dei romani un nostro fratello. Caifa, dopo la Pasqua, lasciami parlare con Gesù, che si confidi con noi e ci spieghi cosa sente nel suo cuore quando dice di essere il figlio di Dio. Sono d'accordo. Lo interrogheremo a dovere e daremo a questo Gesù di Nazareth ogni possibilità di difendere se stesso. No, ripetiamo. Ritardare può essere un rischio. Vi rendete conto di cosa farà Pilato al nostro popolo se i disordini continuano? Zera, bisogna arrestarlo questa notte stessa. Provocheremo disordini anche maggiori tra la folla, se le guardie del Tempio cominceranno a dargli la caccia. Dobbiamo farlo cercare per tutta la città. Sì, occorre cercarlo. Nessuno sa dove si nasconde con i suoi seguaci. Ogni notte cambiano posto. Sono introvabili. Io credo di conoscere la mia. Zera, non dimenticarlo. Gesù di Nazareth è un nostro fratello. Marco,
questione di una certa urgenza. Fai presto. Sì, zero. Giuda, mercante pessimo, per così poco prezzo ti accingi a vendere il tuo Signore. Egli ti ha amato da sempre, ti sarà amico sino alla fine e non rifiuterà il tuo bacio. Orribile bacio che da questa notte non sarà più un gesto d'amore, ma bieco segnale di tradimento. Giuda, ti ho cercato senza trovarti. È da un po' di giorni che non ti si vede con il maestro. Dove sei stato? Avevo bisogno di riflettere per decidere cosa fare. Ma come? Eri tanto sicuro del fatto tuo. E adesso non lo sei. Una volta ero sicurissimo su quello che volevo fare. Ma ora sono confuso. Ho paura. Paura che il maestro non sia d'accordo con me. A lui non servono le mie idee. Lui dice che il cuore è più importante. E forse ha ragione. Si è indurito il mio cuore. Però sono ancora disposto ad essere suo discepolo. Forse farei meglio ritornarmene a casa. Giuda, tu non devi mentire a te stesso. La verità è che nel tuo cuore tu non credi più che questo Gesù di Nazareth sia il Messia. C'è solo un modo per conoscere la verità, che Gesù provi chi è realmente in presenza del Sinedrio. È troppo tardi. Non accetterebbe mai. Perché? Ci sono molti autorevoli anziani del Sinedrio che ammirano Gesù. Verrà giudicato con equità. Se Gesù è il Messia, Dio non lo abbandonerà. Se invece non lo è, allora avrai aiutato a salvare Israele dall'ennesimo falso profeta. Quanto vuoi darmi perché ti conduca da lui? 30, Giuda. 30 monete d'argento.
Dimmi, Giuda. Dimmi dove si trova. Al di là del torrente Cedron, ai piedi del monte degli ulivi, c'è un podere. È lì che stanotte andremo a pregare.